Leggo un brano relativo alla morte del contadino di Quinto di Treviso Valentino Soligo, di anni 66, che al mattino del 24 febbraio 1945 si recava in bicicletta verso Zero Branco. Era arrivato all'altezza dell'oratorio detto Filippetto quando veniva freddato sul colpo da una raffica di mitra fatta partire dall'alto di un camion in corsa sul quale sghignazzavano diabolicamente 4 maledetti ceffi delle Brigate Nere, ormai ribattezzati comunemente per briganti neri, che in precedenza, a quanto mi si riferì, si sarebbero fatti udire in una frase di questo genere: «Facciamo bersaglio per istrada su qualcuno». Un fatto simile avvenne a Sant'Alberto qualche giorno dopo, quando da un altro camion disgraziati della stessa genia avevano il barbaro coraggio di sparare contro 3 fanciulli che stavano pescando, uccidendone uno sui 14 anni e ferendone un secondo. Questi fatti e altri delitti immani che continuamente si ripetevano e si ripetono con impressionante frequenza, si può ben immaginare quale stato d'animo e quale odio vadano suscitando in mezzo alla buona popolazione, ormai non più sicura della vita neanche nell'esercizio innocente delle sue attività familiari, e quale triste presentimento di ancor nuovi delitti quando in un prossimo avvenire il fascismo sarà completamente abbattuto.